Matteo Scozzarella, seconda partita da titolare. Beh, innanzitutto parliamo di te, come stai sulla via, insomma, della guarigione, no? Dopo il lungo infortunio. Sì, diciamo, dispiace oggi parlare di me, però diciamo che è una settimana che mi alleno con continuità con i ragazzi, è normale che mi ci voglia ancora un pochino, però non è una scusa per quello che è successo oggi. Oggi avevamo preparato la partita in maniera diversa, non siamo riusciti a fare quello che avremmo voluto, dispiace, però c'è, c'è modo e possibilità di rimediare perché sono qua da una settimana, so che c'è una buona base, so che ci sono i presupposti giusti per migliorare la situazione. Ecco, tu che hai un curriculum di primissimo livello, insomma, come si esce da questa situazione? Lavorando, cercando di rimanere il più lucidi possibili, cercando di lavorare sui pregi e non sui difetti, e migliorando le cose che non ci stanno portando a fare quello che avremmo voluto, però c'è il mio giudizio è un po' di parte. Io comunque è la seconda partita che faccio con i ragazzi, veniamo da una partita a Bolzano che avevamo approcciato bene, giocato bene. Oggi volevamo iniziare come appunto la penultima partita, non ci siamo riusciti. Abbiamo incontrato comunque una squadra ben organizzata che ha giocato bene. Dispiace, però io sono sempre stato positivo, quindi ci sarà modo di migliorare la cosa.